Quali sono le ricette per rilanciare la località balneare iesolana? Jesolo si pone oggi l'interrogativo: quale può essere il migliore approccio per il rilancio della stagione turistica 2021, che è fondamentale per evitare il fallimento ai nostri albergatori. Bisogna che ci sia uno scatto di reni, bisogna che ci sia un guizzo da parte dei nostri imprenditori che protestino con il governo nazionale e che portino quindi dei protocolli più flessibili, sempre sicuri ma più flessibili, di fronte a una esagerazione acclarata e clamorosa mai vista di questa malattia, e magari cercando di non far morire di fame la nostra popolazione. Siamo venuti a Jesolo a trovare il presidente dello stabilimento Manzoni Amorino De Zotti per pensare insieme a lui come rilanciare questa stagione turistica. Intanto un commento, Presidente, sull'apertura delle buste della Treviso Mare, che giustamente faranno in aprile qui, quindi è molto importante questa arteria per lo scorrimento veloce. La prima domanda. La seconda domanda: qual è la sua ricetta per rilanciare questo importante stabilimento in questa località di Jesolo? L'anno scorso abbiamo fatto gli spot, abbiamo portato qua 5.000 persone in spiaggia, se ti ricordi è stato un grande successo. Quest'anno faremo la stessa cosa, perché noi andiamo avanti, noi siamo imprenditori e quindi dobbiamo andare avanti in sicurezza, ma neanche farci gabbare come hanno fatto i tedeschi alle Baleari o in Spagna, in Portogallo, che poi non vengono qua perché per colpa del governo, per colpa di protocolli troppo rigidi. A te una riflessione. Allora, la prima domanda: autostrada del mare Treviso, finalmente i privati con i loro soldi si sono messi a disposizione e credo che le istituzioni, regione ma anche lo Stato, debba dare l'ok al più presto possibile. Per Jesolo è una risorsa importantissima. La seconda domanda: io ho visto il DPCM fatto ieri dal governo, Sgarbi in televisione ha detto che è un DPCM criminale e io lo confermo anch'io, per me è criminale. Azzerare in questo modo il turismo, perché vuol dire azzerarlo, permettere agli italiani che possono andare fuori con una quarantena di 5 giorni e un tampone all'andata e al ritorno a fare le vacanze fuori all'estero, e noi il PIL più importante d'Italia, che è il turismo, si sta morendo. Io l'ho detto in tutte le salse, lo ripeto in questo social, in questa televisione, a prescindere dai colori del DPCM, che io non condivido proprio niente. Il 24 aprile la nostra zona, che è la zona di Piazza Manzoni, con stabilimento Manzoni, aprirà lo stabilimento e anche gli alberghi e le seconde case. Pertanto invito tutti i cittadini che vogliono venire a Jesolo a fare le loro vacanze. Dal 24 aprile noi siamo aperti, a prescindere da qualsiasi colore. Inoltre vorrei dire al governo centrale: io non riesco a capire con quale criterio fanno i DPCM in questo modo qua, chiusi in casa, prigionieri. Benissimo, voi ci fate la prigionia e noi partite IVA che stanno morendo vorremmo i ristori, ma i ristori li vogliamo subito, caro Presidente Draghi e caro Ministro Speranza. I ristori li vorremmo subito, perché qui va la morte delle partite IVA, non più assunzioni, disoccupazione totale, sarà un disastro veramente grande nei prossimi anni. Aprite, fateci aprire. È importante quello che hai detto, perché io sono stato uno dei fondatori di Draghi for President su Facebook. Chiedevano a me la missione di tante altre persone. Io pensavo e credevo in lei, Presidente Draghi, pensavo e credevo che cambiasse qualcosa, invece non è cambiato nulla, se non che addirittura vengono inaspriti i lockdown e vengono penalizzati i comparti turistici. Io quest'inverno, caro Amorino, ho fatto la promozione ad Araba.
Now bring us a figgy pudding and bring Buon Nadel, Babbo Natale, buon Nadel. things we bring to you and your king. Ho, ho, ho! Buon Nadel, Buon Nadel! Com'è la con vos? Non sto ben e son chilò pronti da pie via. Ho, ho, ho! Auguri, auguri! Buon Natale! Tanti auguri! Buon Natale! Buon Natale! Auguri, buon anno! Babbo Natale, da dove vieni? Dal Polo Nord. Vengo dai freddi di Arabba, dall'alta montagna. Vedete quanta neve abbiamo quest'anno, che bellezza! Che regali hai portato? Ho portato un po' di tutto. La neve ho portato e il sole. Ho, ho, ho! Arabba è il secondo polo sciistico veneto dopo Cortina e mi piangeva il cuore vedere che era tutto chiuso. Non si capiva perché dovevano tenere chiusi gli impianti sciistici, che era l'aria sana, che si prendeva l'aria sana e c'era il distanziamento più che sufficiente. Ora io mi chiedo se non vogliono ripetere qui la seconda operazione di distruggere magari anche il mare, perché non siamo più disposti ad accettare supinamente questo atteggiamento. Presidente. Allora, innanzitutto non glielo permetteremo, perché come ho detto prima noi apriremo il 24 e credo che tantissimi miei colleghi seguiranno il nostro progetto, apriremo. Loro non verranno a sopprimere le vacanze estive, in quanto al mare con il salso, la sabbia, il mare e la brezza che tira, nel 2020 non abbiamo avuto nessun contagio e qui abbiamo fatto una gran bella stagione, perciò credo che ognuno deve avere le sue responsabilità. Caro Presidente Draghi, caro Governo, mettetevi le mani sulla coscienza, date la possibilità al Governatore del Veneto di poter dare disposizioni in merito alle vacanze estive, ma non da giugno o luglio, dal 24 aprile, perché noi apriremo in massa, trasgrediremo tutte le regole, perché abbiamo fame di lavoro e non possiamo stare qui a guardare la televisione con i vaccini che ci sono o non ci sono e che è una confusione totale. Perciò datevi una mossa e siate più responsabili di noi italiani che paghiamo le tasse. Dopo l'estenuante periodo di lockdown, Jesolo si risveglia. Ti stiamo aspettando. Prenota il tuo posto spiaggia con parcheggio allo stabilimento Manzoni di Jesolo. Chiama al 0039 388 8949 486. Vienici a trovare in via Dalmazia, manda una mail info@stabilimentobalnearemanzoni.it. Visita il nostro sito www.stabilimentobalnearemanzoni.it, lo stabilimento d'eccellenza a Jesolo, non lontano, con un bel parcheggio in via Pordenone. Rispettiamo il Covid-19. Dopo ogni utilizzo del bagno, una grande igienizzazione con ozono, acqua e lavaggio. I nostri ombrelloni si aprono e si chiudono con un clic. Tecnologia, gioia e divertimento a Jesolo. Speriamo che chi vince, l'azienda che vincerà la Treviso Mare, sia l'azienda più seria, che abbia voglia di lavorare, che abbia dato prova di concretezza e che realizzi l'opera in tempi rapidi. E questo è il mio auspicio. Il suo auspicio qual è? Io credo che se c'è il privato di mezzo sarà senz'altro un lavoro che durerà poco, perché il privato ha bisogno di lavorare, ha bisogno anche di guadagnare però nel tempo, perciò se non c'è di mezzo il pubblico, il privato nel giro di un paio d'anni noi avremo la Treviso Mare. Vi saluto tutti e vi ringrazio e ringrazio il social Gandhi che mi permette di esprimere le mie opinioni, anche certe volte un po' focose, ma io ho fame di lavoro e come me tanti altri.
Dopo l'estenuante periodo di lockdown, Jesolo si risveglia. Ti stiamo aspettando. Prenota il tuo posto spiaggia con parcheggio allo stabilimento Manzoni di Jesolo. Chiama al 0039 388 8949 486. Vienici a trovare in via Dalmazia, manda una mail info@stabilimentobalnearemanzoni.it. Visita il nostro sito www.stabilimentobalnearemanzoni.it, lo stabilimento d'eccellenza a Jesolo, non lontano, con un bel parcheggio in via Pordenone. Rispettiamo il Covid-19. Dopo ogni utilizzo del bagno, una grande igienizzazione con ozono, acqua e lavaggio. I nostri ombrelloni si aprono e si chiudono con un clic. Tecnologia, gioia e divertimento a Jesolo.